Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Auto cade nel porto di Siracusa, madre e figlia di 7 anni salvate da 2 coraggiosi passanti che si sono lanciati in acqua. Una palazzina crolla nella notte a Licata, nell'Agrigentino. Non c'era nessuno sotto le macerie, ma le ricerche sono andate avanti per tutta la notte. Falso allarme bomba al centro smistamento delle poste di Catania. È la 4ª volta che vengono trovati ordigni simulati con fili e tubi. A distanza di più di 2 mesi dal ciclone Harry siamo tornati nei luoghi colpiti dalla devastazione. Santa Tecla è ancora un paese fantasma. Sono arrivati solo fondi regionali per circa 19.000 euro. Il caro carburanti pesa soprattutto sui pendolari. L'osservatorio CGIL di Ragusa ha calcolato una cifra di circa 1.400 euro in più l'anno, il decalogo del Codacons per risparmiare sul pieno. Disagio e malessere che covano negli adolescenti. A Catania un incontro per educare all'uso consapevole dei social e un patto famiglia-insegnanti. Calcio, il Catania di Viali guarda alla classifica dopo l'importante vittoria di Latina. C'è tempo per migliorare gli automatismi e ritrovare forte. Alto trofeo per la Meta Catania nel calcio a 5. Rossazzurri vincono contro Eboli 5-2 e conquistano la Coppa Italia. Tragedia sfiorata stamattina a Ortigia. Un'auto con madre e figlia di 7 anni a bordo è finita in mare durante una manovra per uscire dal parcheggio. 2 coraggiosi passanti si sono tuffati in acqua e hanno salvato entrambe. Francesco Aloi. Niente, io gli ho chiesto il parcheggio alla signora, mi fa 3 minuti e vado via. Poi tutto in un tratto l'ho vista andare indietro, ha toccato un'altra macchina che sarebbe quella e poi l'ho vista andare in acqua. Il racconto della tragedia sfiorata è questo. A bordo dell'auto noleggiata c'erano 2 persone, madre e figlia di 7 anni, inglesi in vacanza a Siracusa. Francesco si è subito tuffato. Con lui c'era anche Sami. Entrambi hanno sfidato l'acqua gelida. Ho aperto lo sportello dietro della signora, della bambina, e mi sono tirato fuori subito la bambina. Per fortuna per le 2 a bordo soltanto un brutto spavento. Tutto è accaduto qui, alla Darsena, verso le 9:30. Una fatalità, forse un errore della donna, alla guida dell'auto con cambio automatico, ma c'è chi punta il dito sulla poca sicurezza del parcheggio. Una notte di ricerche e di ansia, ma alla fine non c'era nessuno sotto le macerie di una palazzina di Licata crollata nella notte. Davide Sardo. Nessuna persona sotto le macerie. Si chiude senza feriti né vittime l'allarme per il crollo della palazzina di 3 piani disabitata avvenuto ieri sera in zona Playa a Licata. Per tutta la notte si è lavorato senza sosta. Oltre 50 vigili del fuoco impegnati, arrivati da Agrigento, Palermo, Messina, Catania e Caltanissetta. In campo anche le unità cinofile e la squadra specializzata USAR Medium. La svolta nelle prime ore del mattino. L'uomo che aveva lanciato l'allarme ha ricontattato il 112, rintracciato dalla polizia, ha chiarito la sua posizione. Ha spiegato di aver solo ipotizzato la possibile presenza di qualcuno all'interno dell'edificio. Nessuna certezza, nessuna segnalazione diretta. A quel punto sono scattate le verifiche definitive. I cani dei vigili del fuoco non hanno rilevato tracce umane sotto le macerie. Esito negativo anche per le squadre specializzate. Così, con il passare delle ore, la tensione è calata. L'aria è stata progressivamente sgomberata. Le unità cinofile hanno lasciato la zona, seguita la squadra USAR. Resta il crollo improvviso di una struttura già disabitata e resta soprattutto il sospiro di sollievo. Nessuno è rimasto coinvolto. Falso allarme bomba al centro smistamento delle poste di Catania, il 4º episodio in poche settimane. Sentiamo Tonino De Mano.
Tra falsi allarmi bomba, segnalazioni e pacchi sospetti, il centro smistamento delle poste alla zona industriale di Catania vive ore di alta tensione, con le forze dell'ordine che stanno indagando su una serie di inquietanti episodi. L'ultimo si è registrato nella notte, quando uno dei dipendenti si è trovato davanti ad un pacco alimentato da una batteria e da cui fuoriuscivano alcuni fili. Quanto basta per fare scattare le procedure di sicurezza. La prontezza dei colleghi ha fatto sì che l'allarme venisse lanciato immediatamente e quindi evacuato il centro di distribuzione di Catania. Artificieri e vigili del fuoco in azione nella struttura di via Enzo Ferrari 30 ed indagini a 360 gradi della polizia. Il plico sospetto, è stato poi accertato, sarebbe stato confezionato in maniera tale da creare allarme. Il presunto ordigno era inoffensivo, ma chi ha interesse ad alimentare questo clima di tensione? In attesa di risposte, l'unica soluzione è rafforzare i controlli. Se oggi, ieri o negli altri episodi la bomba era finta, abbiamo paura che qualcosa di serio possa accadere. Dall'inizio dell'anno è il quarto falso allarme bomba, gli ultimi 2 addirittura in meno di 48 ore. A distanza di più di 2 mesi dal ciclone Harry siamo tornati nei luoghi colpiti dalla devastazione. Santa Tecla è ancora un paese fantasma. Gli unici aiuti arrivati sono i quasi 19.000 euro di fondi regionali. Eva Spampinato. Stiamo raschiando il fondo, la nostra struttura ha subito dei danni di circa 150.000 euro, siamo in continua fase di stima. Santa Tecla è un paese fantasma, dopo più di 2 mesi dalla devastazione portata dal ciclone Harry. Qui il rumore del mare è coperto da quello delle pale che impastano il cemento, delle ruspe che non sono mai andate via, dei muratori che lavorano nel silenzio totale dello Stato. Sono arrivati i primi fondi da parte della regione fino ai 20.000 euro per quanto riguarda le imprese, ma purtroppo ancora viviamo nella totale incertezza perché non si ha alcun tipo di rassicurazione dal punto di vista del governo nazionale. Gli imprenditori turistici nel frattempo hanno perso i clienti che sarebbero arrivati per il carnevale e ora per la Pasqua. Non possono perdere anche la stagione estiva e l'unico modo per ristrutturare è chiedere prestiti alle banche. Non esiste una vera e propria regolamentazione dovuta al ciclone Harry. Non si sa realmente a cosa attingere, non esistono fondi, non c'è una vera e propria cabina di regia che ci dice cosa fare, che ci dà delle programmazioni, ci dà delle scadenze, ci dà ulteriori ristori, quindi si va in banca per conto proprio, si richiede un prestito e si va avanti. Dei milioni annunciati dal governo centrale neanche l'ombra. E adesso la guerra, il caro carburanti, le crisi internazionali complicano ancora di più la situazione. E anche la paura di ritrovarsi privi, di non ritrovarsi delle spiagge ad hoc, delle cittadine ben sistemate. L'Avvocatura Generale della Regione intanto rassicura: la norma regionale si può applicare, quindi non ci sono problemi per i ristori già assegnati e i dirigenti possono continuare a esitare le pratiche. E parliamo appunto di caro carburanti che pesa soprattutto sui pendolari. L'osservatorio della CGIL di Ragusa ha calcolato una somma di circa 1.400 euro in più all'anno. Sentiamo Veronica Barbarino. Percorro circa 20 km per andare a lavorare tra andata e ritorno. Visti gli ultimi aumenti del carburante, questo incide di circa 25-30 euro a settimana. Il pendolarismo in provincia di Ragusa è una vera emergenza che incide sui redditi, oggi più che mai con l'aumento incontrollato dei carburanti. Anche i dati dell'osservatorio CGIL Ragusa parlano chiaro. Quasi il 48% della forza lavoro provinciale si sposta quotidianamente fuori dal proprio comune, con un costo medio annuo di circa 1.400 euro. Sono portalettere a Pozzallo e viaggio da Ragusa ogni giorno. Attualmente spendo con oltre i 100 euro di carburante mensilmente, alla luce della mancanza di mezzi di trasporto e di coincidenze orarie. Il lavoratore non può scegliere se utilizzare il mezzo pubblico o privato, e se nel trasporto pubblico locale può scegliere quello su gomma piuttosto che quello su rotaia. Abbiamo ancora le ferrovie che vanno a gasolio e non abbiamo la rete elettrificata, abbiamo le stazioni al di fuori dei centri urbani, manca il collegamento tra la ferrovia e il sistema urbano. La Sicilia infatti è una regione dove l'automobile è spesso indispensabile, e giornate come queste in cui il gasolio self ha raggiunto i 2,067 euro al litro, mentre la benzina self si attesta a 1,77 euro al litro, il rincaro incide gravemente sulla spesa dei pendolari, un fenomeno che impone risposte immediate. Investire sul fatto che dobbiamo avere strade sempre più sicure,
provare a dare una risposta in termini economici a quei lavoratori e a quelle lavoratrici che ogni giorno sono costretti a spendere per poter raggiungere il proprio posto di lavoro. Al centro delle proposte del sindacato, quindi, smart working selettivo e l'introduzione di un assegno pendolari. Intanto il Codacons lancia un vademecum con 10 consigli per fare durare più a lungo il pieno. Roberta Lunghi. In Sicilia il caro carburanti continua a pesare su famiglie, lavoratori e pendolari. Secondo gli ultimi dati del Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiornati al 30 marzo 2026, il gasolio Self ha raggiunto i 2,06 euro al litro, mentre la benzina Self sfiora 1,77 euro. Numeri che incidono sui bilanci, soprattutto in una regione dove l'auto resta spesso indispensabile per gli spostamenti quotidiani. A preoccupare è anche la scadenza del 7 aprile, quando terminerà la misura temporanea sulle accise. Secondo il Codacons, senza una proroga, si potrebbe registrare un aumento fino a 18 centesimi al litro, IVA inclusa. In attesa di decisioni arrivano però anche consigli pratici del Codacons per risparmiare. Questi alcuni punti essenziali tratti dall'apposito decalogo dedicato agli automobilisti. Il primo, guidare in modo fluido, evitando accelerate brusche e frenate, limitare la velocità, controllare regolarmente la pressione dei pneumatici, usare il climatizzatore con moderazione, confrontare i prezzi dei distributori e scegliere quando possibile il self-service, spegnere il motore durante le soste prolungate. Sono alcuni dei piccoli accorgimenti che possono aiutare a contenere i consumi in un momento in cui il pieno pesa sempre di più sulle tasche degli italiani. Quando la rigenerazione delle periferie si intreccia con lo sport. Oggi il ministro Andrea Bodi a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo, per un progetto che rientra nel decreto Caivano. Marco Gullà. Superare il concetto di periferia è il mantra che si impone l'amministrazione comunale di Palermo per rivalutare tutte quelle zone del capoluogo siciliano che sono ai margini. E in merito, proprio questa mattina, sono iniziati i lavori per la ristrutturazione della chiesa San Giovanni Apostolo nel quartiere di Borgo Nuovo, nell'ambito degli interventi di rigenerazione urbana previsti dal decreto Caivano. Ma a Borgo Nuovo nascerà anche un campo polifunzionale, lo sport, che quindi può permettere a tanti giovani di intraprendere strade più sane, come ribadisce anche il ministro dello sport a Bodi oggi a Palermo. Noi stiamo cercando di andare diffusamente anche con altri strumenti proprio lì dove c'è maggiormente bisogno dello sport e dove lo sport è stato abbandonato, sacrificato, mortificato, ignorato. E poi i lavori per la ristrutturazione della chiesa, cuore pulsante del quartiere. Vuol dire rimettere in gioco la propria fede, il proprio cammino, la propria vita spirituale, perché finalmente una chiesa che vive, che funziona, diventerà il cuore di tutto il quartiere. Questo fa parte, di tutto quel corollario di interventi che l'amministrazione sta cercando di indirizzare verso soprattutto i quartieri più difficili e con maggiori necessità di questa città. Disagio e malessere covano negli adolescenti, come rivelano gli ultimi episodi di cronaca. A Catania un incontro per educare all'uso consapevole dei social ed un patto famiglia-insegnanti. Sentiamo Adela De Barbagallo. La rabbia che cova, l'aggressione prima solo verbale, poi la violenza. L'ultima scuola con l'accoltellamento di una docente da parte di un adolescente di 13 anni e un'altra strage, per fortuna solo progettata. I ragazzi passano tantissime ore sui social ed è in quella stanza chiusa, lontano dallo sguardo dei genitori, che spesso fenomeni di bullismo e cyberbullismo nascono, dicono gli esperti. Così si intensificano nelle scuole gli incontri di sensibilizzazione. A Catania patto tra ASP e Polizia Postale. Stiamo intervenendo sulle scuole per restituire quella che è l'importanza ai ragazzi dell'attenzione alle emozioni, perché è da qui che dobbiamo partire. I ragazzini conoscono bene i social e internet, ma non sono perfettamente consapevoli dei rischi. La Polizia di Stato non può essere l'unico attore in questo contrasto. Le famiglie, la scuola devono giocare un ruolo sempre più importante. Proprio in questo istituto tempo fa abbiamo fatto un incontro con i genitori. Non erano tantissimi, così come non sono tantissimi purtroppo negli incontri quando andiamo nelle scuole. A scuola è difficile il ruolo degli insegnanti, chiamati ad educare al rispetto, a intercettare segnali di disagio, se poi in famiglia non c'è la stessa attenzione.
Viviamo un momento difficile di tensione, di paura, di disagio da parte delle giovani generazioni che hanno bisogno di adulti al loro fianco. Coltelli in classe? Assurdo, dice il ministro Valditara, mettere i metal detector in tutte le scuole. Intanto l'ufficio scolastico regionale ricorda che contro il bullismo è attivo il numero verde gratuito 800 280 000. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con altre notizie. Parleremo fra l'altro dell'arresto di 2 usurai. A tra poco. Un ambulatorio abusivo in cui venivano somministrati farmaci importanti come antitumorali è stato scoperto nel retrobottega di una farmacia sul litorale nord di Messina. Nel locale che è stato sequestrato non c'erano né medici né infermieri. Un prestito di denaro che secondo gli investigatori si sarebbe trasformato in una trappola di debiti. Arrestati a Caltanissetta 2 usurai. Rita Cinardi. Stretto dalla crisi economica si era rivolto a chi prometteva denaro facile, ma quel prestito si sarebbe trasformato in una spirale di interessi usurari. E questa la vicenda al centro dell'ordinanza di custodia cautelare eseguita dai carabinieri di Caltanissetta nei confronti di 2 nisseni già detenuti accusati di usura e autoriciclaggio con l'aggravante del metodo mafioso. Secondo l'accusa avrebbero prestato a un imprenditore del settore dei trasporti 35.000 euro in contanti, pretendendo in cambio interessi mensili fino a 4.000 euro. Un meccanismo che nel tempo avrebbe portato la vittima a versare oltre 120.000 euro, di cui più di 80.000 euro solo di interessi, mentre il debito restava praticamente invariato. L'imprenditore, impossibilitato ad accedere ai canali ufficiali del credito, si sarebbe rivolto ai 2 per ottenere il prestito. Per nascondere la provenienza del denaro, secondo gli investigatori, sarebbe stato messo in piedi anche un sistema di fatture false emesse da una società riconducibile a uno degli indagati, che permetteva di giustificare i pagamenti attraverso bonifici bancari. Una volta accreditate, le somme venivano subito ritirate in contanti o trasferite su carte prepagate. C'è stato stamattina un incidente stradale autonomo sulla 1, lo svincolo di Lentini, un tir si è ribaltato con il suo carico di ferro, il conducente è rimasto ferito, lo svincolo è rimasto chiuso temporaneamente. Cenerentola, Elsa e Tarzan alle prese con un lieto fine sparito al Teatro Gioli di Palermo. Magia e tecnologia salvano le fiabe nello spettacolo andato in scena ieri. Roberta Lunghi. Cenerentola, Elsa, Tarzan e il principe azzurro, tutti insieme alle prese, con un lieto fine sparito. Al Teatro Gioli di Palermo, la compagnia teatrale Sussurri d'Arte ha debuttato con SOS Fiabe, il mistero del lieto fine. Uno spettacolo che mescola favola e tecnologia, catapultando i protagonisti in un mondo digitale chiamato Magic Cloud, dove le loro storie sono state sconvolte da un misterioso virus e i personaggi devono collaborare per riportare ordine e felicità nel loro mondo. Lo spettacolo, con la regia di Dinesha Di Francesco, si inserisce perfettamente nelle intenzioni della compagnia nata nel 2024, che punta a educare i più piccoli ai valori del rispetto, del gioco di squadra e dell'inclusione sociale attraverso le favole e il teatro, con produzioni teatrali e progetti sociali affiancati da un laboratorio per tutte le età. Tra magia, tecnologia e valori universali, dunque, SOS Fiabe dimostra che anche quando il lieto fine sembra perduto, con amicizia e collaborazione, ogni storia può avere un finale felice. Tutti in posa! Salve! A Catania 147 sanzioni, un furgone sequestrato, il bilancio di controlli ambientali della Polizia Municipale che hanno interessato 5 quartieri della città. Al villaggio Dusmet un uomo è stato sorpreso a scaricare materiale edile non differenziabile con il conseguente sequestro del furgone e la denuncia. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e tra poco torneremo con il calcio per parlare fra l'altro dell'importante vittoria del Catania a Latina. E siamo al calcio, il Catania di Viali guarda alla classifica dopo l'importante vittoria di Latina, ma anche al futuro che regala del tempo per migliorare gli automatismi e ritrovare forte. Sentiamo Marco Carli.
Di segnale in segnale il Catania va avanti, in classifica, nella convinzione e anche nell'ottica di un fattore che Viali pensava di non avere a sufficienza: il tempo. La vittoria di Latina, la sconfitta della Salernitana e il pari fra Benevento e Cosenza rendono quasi equidistanti la prima piazza, il Benevento è a +9 dai rossazzurri, e la terza, con Cosenza e Salernitana a -8. E con Catania Picerno e Salernitana Benevento all'orizzonte, ecco il fattore tempo. Se i sanniti restano a un passo dalla promozione diretta, nonostante il derby campano di lunedì di Pasquetta, che comunque toglierà punti ad almeno una delle due contendenti, se non ad entrambe, il Catania per lo stesso ragionamento ha realmente blindato la seconda piazza a 4 giornate dalla fine. E questo appunto produce il tempo di trovare gli automatismi migliori, di reinserire i giocatori come forte e di rendere la difesa meno soggetta ai rischi. E poi, se secondo posto sarà, come la classifica attuale suggerisce, significa partire dal 17 maggio, dal secondo turno della fase nazionale. Ciò vuol dire che manca un mese e mezzo. Viali lo sa e ne vuole approfittare anche per rispettare il primo obiettivo per cui è stato chiamato: riempire l'area e dare molte più opzioni in attacco, perché il Catania possa sempre segnare più dell'avversario. Bruzzaniti sta venendo fuori e con Cicerelli che ritorna nella migliore condizione e Caturano in futuro appoggiato da un'altra punta di ruolo, i rossazzurri possono pensare ai playoff con meno pressioni e con il tempo che serve. Sconfitte pesanti in chiave salvezza per Siracusa e Trapani, battute con lo stesso risultato. Sergio Colosi. 2 gol di sinistro piegano Siracusa e Trapani sempre più vicine alla retrocessione. A 4 giornate dalla fine, classifica disperata e salvezza ai limiti del possibile dopo le sconfitte di Altamura e Foggia. Un pallonetto vincente di Millico ferma la rincorsa del Siracusa dopo 4 risultati positivi in 5 giornate e tiene Pugliese in corsa per i play-off. La squadra di Turati domina nella ripresa, fermata prima dalla traversa sulla conclusione di Valente e poi da alcune parate di Alastra, l'ultima nel recupero su sbaffo. Siracusa in coda a 22 punti, si stacca di 4 lunghezze il Foggia, che con lo stesso risultato ha vinto lo scontro diretto con il Trapani. All'alba del secondo tempo, dopo una prima frazione con il portiere Granata Galeotti decisivo, il difensore Staver scopre doti nascoste da opportunista nel suo primo gol in Serie C. Trapani generoso ma sterile, tanto possesso palla, rare verticalizzazioni. In classifica terzultimo posto a 27 punti, posizione destinata ad aggravarsi nelle prossime ore con la sentenza del Tribunale Nazionale Federale. Altro trofeo per la Meta Catania nel calcio a 5, rossazzurri vincono contro l'Eboli 5-2 e conquistano la Coppa Italia. Marco Carli. Meta Catania Regina, la più forte squadra del panorama del futsal nazionale degli ultimi anni, aggiunge un trofeo al suo palmarès. La Coppa Italia splende e regala la coccarda tricolore dopo una Final 8 in cui tutti si sono espressi a grande livello e dopo una finale monstre con Eboli. Rossazzurri sempre padroni della situazione, pur privi di elementi importanti come Sicheira e Gianluca, e capaci di portarsi in vantaggio in meno di 3 minuti grazie a un autogol di Dalsin. Dopo il provvisorio pari di Felipigno su sviluppi di un angolo, è il capitano Carmelo Musumeci, premiato come miglior giocatore, a spostare gli equilibri con una bella doppietta. Passiamo tanti momenti brutti, lavoriamo per questi momenti belli, vedere questo gruppo che si aiuta così tanto per me è un grandissimo risultato. Se poi arrivano questi trofei è ancora di più. Ottenuto il 3-1 in apertura di ripresa, la squadra di Guarra non molla più il vantaggio fino al 5-2 finale e si regala un'altra gioia. Il presidente Enrico Musumeci insieme al suo staff ha costruito con programmazione e capacità un gruppo vincente. Ottenere risultati al sud, lo sappiamo, è molto più complicato. Riuscirci con la maglia rossa-azzurra è una soddisfazione enorme e meritatissima. Ed è tutto per questa edizione, vi lascio adesso ad Anteprima Corner, grazie per averci seguito, a tutti buon pomeriggio.